Buon pomeriggio e benvenuti a questo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Lo avete sentito, l'abbiamo annunciato attraverso il nostro telegiornale. Oggi ci occuperemo più approfonditamente della vicenda che riguarda la morte di Emanuele Sceri. Il Parà, trovato morto nella caserma della Folgore di Pisa nel 1999, 24 anni per avere una verità, 24 anni per capire che cosa è successo, tra inchieste incomplete, probabilmente qualche copertura, probabilmente qualcuno che non ha detto la verità, che poi è venuta fuori proprio ieri con la sentenza. Ce ne occuperemo oggi con la voce del fratello di Emanuele Sceri, che è in collegamento con noi da Milano. Eccolo qua, buonasera Francesco Sceri, anzi buon pomeriggio. Salve, buonasera. L'abbiamo pescato proprio al lavoro, tra una pausa. Sì, proprio. La vita comunque va avanti, questo è un segnale. Va avanti, il dovere ci chiama. E poi con il legale della famiglia Sceri, Ivan Albo, che è qui Buonasera. con noi in studio. Grazie. Buon pomeriggio, avvocato Albo. Allora, abbiamo detto 24 anni per avere diciamo, una risposta, una prima risposta. Se ne aspettano altre, no? Raccontiamola velocemente la storia di Emanuele Sceri, almeno in questo inizio di trasmissione, poi ovviamente l'approfondiremo con il racconto dei protagonisti. Emanuele Sceri era un ragazzo di Siracusa, appena laureato all'Università di Catania, si era trasferito, anzi, o meglio, era stato trasferito a Pisa per il servizio militare. Primo giorno di servizio militare, la famiglia non ha più notizie, stiamo parlando del 13 agosto del 1999, solo 3 giorni dopo si saprà che questo ragazzo di Siracusa non c'era più. Ivan Albo. 23 anni, 24 anni sono trascorsi tra 2 indagini, sia della Procura Militare di La Spezia del tempo e di quella di Pisa del tempo, che hanno purtroppo portato a entrambe le richieste di archiviazione, tanti anni di tentativi da parte del compianto Ettore Randazzo, difensore che io ho indegnamente sostituito nell'assistenza della famiglia Sceri, che ha tentato con diverse strade, indagini difensive, la riapertura delle indagini, che in realtà viene attraverso un complesso percorso che vede prima una commissione parlamentare d'inchiesta istituita, che porta con Sofia Moddio alla sua presidenza a un ottimo risultato, che diciamo poi è il grimaldello che consentirà alla Procura di Pisa. Adesso la vicenda anche processuale la racconteremo. Intanto era giusto per dare una cornice a questa vicenda che veramente dopo 24 anni sembra veramente assurda. Francesco Sceri, Lele era suo fratello, come lo chiamavano tutti, Lele, no? Emanuele, diminutivo di Emanuele. 24 anni, che significa per una famiglia? 24 anni sono un'infinità. Ho perso. Aspetti che abbiamo perso il video, la sentiamo, ma abbiamo perso il video, tutto in diretta, ovviamente cerchiamo di ripristinare anche la telecamera. Ivan Albo, 24 anni insomma per una famiglia, il papà non c'è più, sparito nel 2011, se n'è andato senza sapere che ha ucciso il figlio, no? È vero, hanno retto molto bene, sono stati una presenza sempre lucida in quello che è il percorso processuale, e soltanto ieri una profonda, intensa, giusta emozione di Francesco Sceri accanto a noi, a quello che è stato il primo risultato positivo verso la verità. Allora Sceri, adesso la vediamo. Eccoci. Dicevo, 24 anni. Scusate, sono lunghissimi. Ho un segnale in ospedale. Va bene così. Dico, 24 anni, dicevo, per la famiglia sono lunghissimi, anche per lei, suo fratello non c'è più da 24 anni, ovviamente lei fino a ieri era rimasto senza risposte. Diciamo che la ferita rimane aperta perché purtroppo Emanuele non c'è più e nessuno potrà restituircelo. Abbiamo lottato in tutti questi anni anche con momenti di sconforto, perché ricordiamo appunto che erano stati archiviati tutti i procedimenti diciamo, ad opera di ignoti. Oggi le cose sono cambiate veramente, perché diciamo, nonostante questa lunga attesa, nonostante tutte le difficoltà e con tutto l'impegno che abbiamo potuto mettere, siamo arrivati a una sentenza di condanna, quello che riteniamo giusto e vero nei confronti di Emanuele.
Allora, stiamo vedendo in questo momento la lapide, poco prima abbiamo visto quella torre che è nella caserma Gamerra di Pisa, che è la caserma, diciamo, storica della Brigata Folgore. La Folgore, ora lo dico per qualche telespettatore più giovane che si sta guardando, ma sicuramente chi ha la metà, chi è anche più grande, ricorda che la Folgore era come dire, un punto di forza, un'eccellenza del nostro esercito. Sono i paracadutisti, no? Insomma, chi veniva arruolato nei paracadutisti anche solo per il servizio militare voleva dire che faceva parte di un'eccellenza del corpo militare. Allora, raccontiamo questa vicenda. Ivan Albo, Emanuele Sceri si laurea, viene chiamato per il servizio di leva, oggi non c'è più il servizio di leva, ma ai tempi era un obbligo da assolvere per tutti gli uomini, si poteva posticipare per motivi di studio fino alla laurea. Poi come anche fece Emanuele del resto. Come fece Emanuele, a 26 anni, quindi mentre tutti lo facevano a 18 anni il servizio di leva, Emanuele Sceri a 26 anni viene chiamato a svolgere il servizio di leva. Viene ordinato, comandato alla Folgore di Pisa, quindi da Siracusa si sposta a Pisa, e il 13 agosto del 1999 il suo primo giorno di servizio militare. Il ragazzo arriva a Pisa, adesso racconteremo anche in che condizioni, arriva a Pisa, giusto il tempo di vedere la città, tornare in caserma, e di questo ragazzo non si sa più niente, o meglio la famiglia non ne sa più niente. 3 giorni dopo, come detto, il corpo viene trovato nella caserma Gamerra di Pisa senza vita. Da lì una serie di ipotesi, la prima, quella che diciamo era l'ipotesi privilegiata, cioè il suicidio, davanti a un servizio militare, alla prospettiva di un servizio militare così duro, il ragazzo non ha retto e si sarebbe suicidato. Questa è la tesi, no? Che hanno sposato ed è stata sposata per tanto tempo. Altre tesi, poi, come dire, più o meno minori, nessuno però aveva pensato alla tesi dell'omicidio. Ieri con sentenza sono stati condannati a omicidio volontario in concorso 2 ex commilitoni, uno è stato condannato a 24 anni, si chiama Alessandro Panella, l'altro Luigi Zabara a 18 anni. Entrambi sarebbero i responsabili della morte del parà Emanuele Sceri. Ivan Albo. Perfetta ricostruzione con una sola modifica, che da subito chi oggi guarda le fotografie di quella che possiamo ormai definire scena del crimine, visto che c'è una sentenza di condanna, ma se il più inesperto magistrato di turno della Procura di Pisa fosse nel 99 giunto a vedere quel corpo, si sarebbe reso conto che tutte le altre ipotesi, il suicidio, il tentativo di salire in una scala per 10 metri perché il telefonino prendesse meglio, o per guardare con esigenze voyeuristiche la ragazzina che stava sul palazzo di fronte, perché la famiglia, dobbiamo ricordarlo, ha dovuto subire anche l'oltraggio alla dignità di una persona normale, un laureato in giurisprudenza che ha pensato solo a essere pane e libri per costruirsi una carriera che era quella del suo futuro come avvocato, perché nel marsupio ritrovato accanto a Emanuele Sceri cadavere c'era appunto i biglietti da visiti del dottore laureato in giurisprudenza, esperto in diritto tributario Emanuele Sceri, perché la sua proiezione di vita era quella. Quindi è da lì che siamo partiti, questo non lo dobbiamo dimenticare, perché si è parlato di un servizio di leva obbligatorio e purtroppo Emanuele Sceri entra nella storia di questo paese perché il dibattito anche parlamentare per far una volta del tutto cessare la leva obbligatoria e farla diventare appunto professionale si instaura proprio a seguito di questo drammatico evento che è destinato ad entrare nella Camera del Parlamento in maniera decisiva per tantissime questioni. Allora, io do anche qualche spunto per i nostri telespettatori, anche per inquadrare, no, contestualizzare il periodo di questo racconto. Il servizio militare per anni, solitamente anche nel racconto, soprattutto in queste caserme così rigide, così dette d'eccellenza, era caratterizzato anche per gli episodi del cosiddetto nonnismo, cioè i militari, gli allievi più grandi, per far pesare il loro ruolo, per mostrare la loro posizione e in qualche modo per temprare, questo era in maniera del tutto errata ovviamente, anche nei modi e nei termini
non solo il caso di Scieri ce lo racconta, ma ovviamente tutto quello che è il racconto di questa storia, diciamo, per far pesare la loro posizione, utilizzavano dei veri e propri metodi di violenza anche psicologica per imporre la loro autorità, il cosiddetto nonnismo. Su questa vicenda il nonnismo ha pesato moltissimo, perché ovviamente questi due condannati erano due superiori di Emanuele Scieri, due militari che hanno come dire, applicato le regole della caserma all'eccesso, tanto da uccidere Emanuele Scieri. Avvocato. E su questo è un tema che troviamo anche nel capo di imputazione, come il nonnismo termine, a mio avviso, in questa ipotesi del tutto improprio, perché il nonnismo, come il termine stesso dice, è una caratterizzazione più o meno goliardica, più o meno prevaricatoria dell'anzianità di servizio, che per chi ha fatto il servizio di leva come il sottoscritto, l'anzianità fa grado, no? Quindi ha una sua locuzione certamente positiva, che non è quello che è successo all'interno di quel piazzale sotto quella scala. Lì si parla di violenza, prevaricazione inaudita, nel nonnismo non si fanno abbassare i pantaloni, non si cerca di spogliare la vittima della prevaricazione, dell'atto goliardico di nonnismo. Emanuele è stato vittima di un agguato, le cui premesse però, come diceva esattamente lei, come dice il capo di imputazione, per futili motivi, semplicemente perché era un allievo paracadutista, lui non poteva girare non in divisa all'interno della caserma a Gamerra, non poteva fumare senza l'autorizzazione di un anziano, non poteva telefonare senza l'autorizzazione di un anziano e non poteva entrare in un casermaggio che, secondo una regola non scritta, per alcuni anziani era una zone off limits, ma Emanuele era entrato da 3 ore dentro quella caserma, tutte ste robe non sapere, le conosceva. Ovviamente. Io parlo anche col fratello, con Francesco Scieri, e dalle testimonianze, di questo processo lunghissimo, interrotto, poi è ripreso in varie fasi, anzi grazie anche alle associazioni dei volontari che hanno fatto riaprire il caso con grande, immagino molti siano anche amici suoi e della sua famiglia, no Francesco Scieri? Che hanno è stato proprio così. Ed ero anche Se non ci amici... fossero stati gli amici di Emanuele, le amiche che hanno sostenuto a tutto spessore, a tutto raggio la mia famiglia, sia fisicamente che con la loro presenza da subito, erano sempre tutti i giorni a casa nostra, sia appunto poi anche nel corso degli anni non hanno mai dimenticato Emanuele, anzi hanno sempre messo in campo delle iniziative per ricordarlo, dall'assegnazione della toga a andare nelle scuole a parlare di giustizia, di legalità, nelle scuole siracusane, essere presenti con varie iniziative anche per fare ricordare sempre Emanuele, quindi facevano degli adesivi, hanno fatto veramente di tutto e oltre che sensibilizzare l'onorevole Amodio e i membri della commissione parlamentare, perché non è da tutti, ecco, poter avere questo privilegio di una commissione parlamentare che conclude i suoi lavori e fa questa la riaprire le spieghiamo, Francesco Scieri, perché che cosa è successo? Tanto hanno spinto questi amici, questi volontari che si sono riuniti nell'associazione, sì, diciamo, nella sensibilizzazione di questa che per loro non poteva essere una morte per suicidio. C'erano troppi elementi che facevano pensare, primo tra tutti, il carattere di Emanuele Scieri, no? Cioè, era impossibile. Sì, chi l'ha conosciuto Emanuele era una persona solare, una persona allegra, che aveva, diciamo, piacere a parlare con tutti, aveva piacere, godeva della vita, ecco. Giocava a pallone, giocava a tennis, era, diciamo, una persona anche, gli piaceva la lettura, gli piaceva l'approfondimento, gli piaceva la politica. Era impossibile, diciamo che... Tanti interessi, sì, non aveva problemi familiari, non aveva problemi sentimentali, non aveva problemi di umore, ecco, è stato, diciamo, magari all'inizio inquadrato come suicidio, ma proprio erano fuori strada, ma proprio perché non conoscevano la figura di Emanuele, e mai poi mai i miei genitori e io avremmo potuto credere a questa versione del suicidio, neanche se l'avessimo visto con i nostri occhi, onestamente, perché l'avevamo poi visto qualche giorno prima il giuramento. Eravamo andati a Firenze dopo il CAR, no? Il centro di addestramento reclute, l'avevamo visto il 7 di agosto e stava benissimo.
Quindi Sì. diciamo, non c'era nessun motivo che avrebbe potuto giustificare un atto suicidiario. Senta, ritorniamo, Scieri, al racconto di questa vicenda che è veramente assurda, lo facciamo anche con l'avvocato Albo. Lei ha parlato, appunto, aveva finito il CAR, Emanuele, che era, diciamo, Sì, il servizio diciamo, di addestramento prima di essere assegnati appunto al luogo di destinazione finale, che era in questo caso, nel caso di Emanuele, Pisa con la caserma Camerra. C'è stato dal CAR alla caserma c'è stato un trasferimento che già, come dire, metteva le basi, no, di quello che era diciamo, la vita nella Folgore, la sì. cosiddetta, diciamo, tra le tante posizioni, la posizione della Sfinge, con la quale si mettevano le nuove reclute nell'autobus che li avrebbe trasferiti poi alla caserma. Cos'era questa posizione della Sfinge, avvocato? Era un segnale deciso, uno spartiacque che all'interno della Brigata Folgore si voleva dare ai nuovi arrivati, si voleva far comprendere che quel sentimento, quella leggenda per cui i paracadutisti duri e puri avrebbero dovuto essere forgiati all'interno della scuola paracadutista, ecco, questa era una realtà, quindi gli allievi paracadutisti da Firenze a Pisa dovevano stare all'interno dei pullman che li avrebbero trasferiti senza appoggiare la schiena sullo schienale di ciascuna, con l'aria calda accesa il 13 agosto del 99 e con le mani a palette e il basco indosso. Non è una dimostrazione di prevaricazione che subì solo lo scaglione Emanuele Scieri, emerge dal processo che era un passaggio obbligato per qualunque scaglione, eppure la Procura della Repubblica e il Tribunale Militare, le uniche condanne che emisero furono all'occasione di quella Sfinge, di quei caporali che l'applicarono nel trasferimento dello scaglione Emanuele, quindi diciamo perché ci fu un morto 3 giorni più tardi, e mi viene da dire che tutto ciò accadeva e il caposcorta era un ufficiale, quindi segno evidente che anche le stellette in qualche modo condividevano questo atteggiamento. Sempre dagli atti del processo emerge anche che questo era solo uno dei tanti episodi. Era usuale, per esempio, far bere alle nuove leve questi intrugli di escrementi umani. Era un'altra dimostrazione di forza che questi nonni della Folgore applicavano appunto ai loro colleghi, no? Però tutto questo accadeva dopo 30 giorni, c'era una delle tante regole non scritte che gli allievi, fino a quando non superavano il corso palestra, cioè vale a dire i 30 giorni che consentivano di essere idonei o meno ai lanci, che tradotto era essere un paracadutista o meno, non erano degni neanche di subire atti di nonnismo. Quindi tra quella Sfinge e i successivi atti di nonnismo passavano 30 giorni entro i quali non venivano considerati. Emanuele Scieri entra in una narrativa che non c'entra con l'atto di nonnismo proprio per questo, perché qualunque anziano che l'avesse trovato lontano dalla sua compagnia in abiti civili lo avrebbe invitato, magari con un minimo di spocchia, ad avvicinarsi alla sua compagnia, a fare rientro. Purtroppo quella sera Emanuele Scieri incontrò Panella, Zabara e Antico, che avevano delle caratteristiche nel concetto di anzianità e nonnismo che erano del tutto al di fuori di qualunque altra logica. Allora, ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi riprenderemo questo racconto di questa vicenda che finalmente vede, no, avere una risposta dopo 24 anni di misteri. Rientriamo in diretta con il nostro focus di oggi, ci stiamo occupando della sentenza di condanna per omicidio volontario in concorso del Parà Emanuele Scieri, una vicenda che vede una verità dopo 24 anni, compirà 24 anni proprio il prossimo agosto. E questa vicenda, diciamo, si compone, io intanto saluto ancora una volta anche in questa seconda parte il fratello di Emanuele Scieri, Francesco Scieri, l'avvocato della famiglia Scieri, Ivan Albo. Diciamo, questo racconto, lo dico a entrambi, ha avuto per anni tantissimi buchi neri, no? Come ve li siete spiegati voi? Cioè, c'è stato qualcuno che evidentemente voleva coprire qualcosa, così come avviene per i segreti militari? Questa è una domanda che vi faccio. È emerso ovviamente dagli atti del processo anche questa verità e soprattutto poi la cosa più importante
diciamo, come ve la spiegate oggi questa vicenda, cioè la lettura di oggi, 24 anni di distanza? E parto dal fratello e poi l'avvocato. È chiaro che noi abbiamo riscontrato tutte le avversità, ma fin dall'inizio, anche quando c'era mio padre, aveva sollevato dei difetti nelle indagini, no? Diciamo, forse probabilmente perché era anche Ferragosto, era il periodo delle vacanze, quindi diciamo che non c'è stato subito una ricerca scrupolosa, ecco, di quelli che potevano essere alcuni elementi che poi contribuivano alla ricerca della verità. Le famose prove, ecco, non sono state, anzi, probabilmente c'è stato anche l'inquinamento del luogo, ecco, del ritrovamento del cadavere. Di lì poi diciamo, anche le ipotesi che non andavano nella direzione giusta, appunto approfondivano il discorso del suicidio, approfondivano altre ipotesi, ma diciamo, non era la procura in grado di individuare dei responsabili, ecco, degli autori. Anche diciamo, gli avvocati di allora e mio padre misero in campo anche tutti i mezzi che erano nelle loro possibilità. Senta, Scelli, le faccio due domande di carattere personale. Diciamo, intanto diciamo, immagino che ci siano stati più di un momento di rabbia, no? Di impotenza, diciamo, di non, tantissimi. di non avere la forza di andare avanti perché nessuno ascoltava, no? Questa che era per voi e che è risultata oggi, a distanza di 24 anni, la verità. E poi, diciamo, oggi, le ripeto, come la vede lei questa cosa? Cioè un gioco finito male, un gioco alla fine che è costato la vita. Probabilmente non c'era l'intenzione di procurare la morte, c'era sicuramente l'intenzione di colpire, diciamo, o esercitare quella violenza che loro erano comunque abituati a dimostrare, perché lo facevano anche su altri commilitoni, cioè non è che mio fratello era l'unica vittima, lui è stato purtroppo quello che ha perso la vita diciamo, come conseguenza estrema di questi atti di nonnismo che non ci dovrebbero essere, o quantomeno se vogliono fare, diciamo, avere, diciamo, l'aspetto della goliardia, ma non certo quello di mettere in soggezione o diciamo, aggredire fisicamente. Non c'è dubbio. Ivan Albo, insomma, il gioco finito male, possiamo raccontarlo così 24 anni dopo. Beh, le dichiarazioni di Francesco Sceri è il simbolo di una famiglia che non ha avuto mai un atteggiamento vendicativo nei confronti degli autori di questi fatti. Non è un gioco finito male e non si sono spinte oltre le loro intenzioni. Questo non è un omicidio preterintenzionale, questo è un omicidio volontario pluriaggravato. Perché se io schiaccio le nocche o cerco di tirare giù da 10 metri d'altezza una persona, non metto in conto assolutamente che gli provoco la morte. Non c'è altra intenzione che quello di annientare l'esistenza di questo giovane. Perché lo si sia fatto? Perché prima di questa fuga di Emanuele verso l'alto, verso questa scala dall'alto, cercando di ripararsi perché comprendeva che la ferocia di violenza sotto quella scala non sarebbe cessata, non avrebbero deciso di farla finire lì, o perché già le lesioni erano talmente evidenti che sapeva già che non sarebbe stato un bel vedere all'indomani spiegabile, lui tenta la fuga dalla parte esterna della scala e Panella lo insegue. Panella lo insegue, ecco perché prende 26 anni, perché all'altezza di 10 metri, dice la Corte di Cassazione, seppur fiaccato dalle percosse, intraprendeva la fuga verso la scala e lì Panella lo insegue e con gli anfibi gli schiaccia le nocche ed Emanuele precipita mortalmente. La torre di cui stiamo parlando è la torre dove si stendevano ad asciugare, no, i paracaduti, quindi insomma un'altezza non indifferente. Certo, questa vicenda ha tante zone d'ombra, no? Cioè, perché il corpo si è trovato 3 giorni dopo? Tutti sapevano che era in quella caserma.
Io rispondo a questa domanda con gli atti processuali. Non dimentichiamoci che a ottobre noi andremo in Corte d'Assise d'Appello a Firenze perché abbiamo impugnato l'assoluzione verso l'altro commilitone per omicidio pluriaggravato e per il favoreggiamento personale del generale Celentano, all'epoca dei fatti comandante di brigata, e di un altro ufficiale che era il maggiore Romondia dell'esercito, perché alle 23:48 del 13 agosto 99 una telefonata dal cellulare di Stato del comandante brigata prende la cella d'aggancio davanti alla caserma Camerabisa e parla per 3 minuti con casa a Livorno del generale Celentano. Viene chiesta spiegazione al generale se lui era solito dare il suo cellulare di Stato a qualcuno, ha risposto lucidamente assolutamente no, non lo dava a nessuno. Come mai allora si trovava a Pisa? Ha avuto l'arroganza di sostenere che lui a Pisa non si fosse mai trovato. Ecco, io credo che per raccontare la storia interamente di Emanuele Scieri non bisogna e non ci si possa soffermare a questi 3 militari, alla loro anzianità, alla loro lucida follia, ma bisogna andare anche agli apparati istituzionali. Attenzione, a quelli deviati noi abbiamo diciamo soltanto una valutazione di alcune figure soggettive che in quel contesto ebbero dei ruoli apicali e hanno deviato il percorso verso la verità. Il cadavere perché è tradotto, diciamo, per i nostri telespettatori, cioè nel momento in cui Emanuele Scieri muore, qualcuno avrebbe dovuto diciamo, fermare questi ragazzi che hanno commesso denunciarli, sarebbe facile, come ha detto la mamma, sarebbe stato ritrovato. La mamma ha detto se si fosse, anzi questa fu una frase del compianto Corrado, il papà di Emanuele, se si fosse smarrito il cane del comandante lo avrebbero subito ritrovato dopo 10 minuti, perché Emanuele muore all'interno delle mura di una caserma. Bastava chiudere, cercare, perché Emanuele era rientrato, perché i commilitoni dicono che Emanuele fosse rientrato in caserma, era evidente e possibile risolvere in pochi minuti. Senta, siamo in chiusura, qual è stato, diciamo, l'accelerazione? Cioè c'è stata qualcosa che in qualche modo ha estradato nel verso giusto questo processo? Le istituzioni politiche, giudiziarie e neanche quelle militari dal 2016 in poi hanno cambiato rotta rispetto al 99. La caserma Gamerra ha consegnato documenti del tempo che fino allora erano inesistenti secondo le indagini, la procura di Pisa è stata assolutamente all'altezza del suo compito e ovviamente la commissione parlamentare d'inchiesta. Cioè, se non si fosse riaperto il caso questo restava un mistero italiano. Assolutamente. Allora, grazie Francesco Scieri, grazie anche per essere stato con noi, ovviamente continueremo a ricordarlo, poi ci saranno tante tappe insomma, che seguiranno questa vicenda, qualcuna ce l'ha ricordata anche l'avvocato Albo. Grazie Francesco Scieri, tanti saluti anche alla mamma ovviamente che immagino sarà scoppiata in lacrime, no? Sì, è proprio così. Alla notizia della sentenza. È proprio così. Insomma, vorrei vedere quale mamma insomma resisterebbe. Grazie Francesco Scieri, grazie all'avvocato Ivano Albo per essere stato con noi, grazie anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito sino a questo momento. Il nostro Sicilia 24 Focus ovviamente ritornerà la prossima settimana a partire da lunedì, sempre subito dopo il TG di Telecolor. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti.